Campionato Under 15 regionale, gara ad alta classifica tra Ionia Calcio Riposto e Camaro. Amici della Wisport, ben trovati col 17° turno del torneo giovanissimi. Ionia Calcio Riposto che nell'ultima sfida ha vinto di misura 1-0 contro la Ionica. Camaro come sempre roboante nei propri successi, 4-2 nell'ultimo turno al Despar Stadium contro la Freetime Club. Vediamo i 22 che scendono in campo. Da una parte Catalano, Parisi, Longo, Furnari, Germanà, Puglisi, Spadaro, D'Amore, Signorello, Campione, Zanella. Dall'altra Nasso, Abate, Verdura, Cantio, Orecchio, Gargiulo, Marretta, Frastica, D'Angelo, Bertuccelli, Cannistrà. Partiamo col fin del primo tempo, subito Camaro a rendersi pericoloso. L'incursione di Marretta viene respinta dalla difesa. C'è una seconda conclusione col mancino che si spegne alta sopra la traversa. Abate, serpentina ancora dalla sinistra, prova a servire Cannistrà, riesce a farlo, si gira Cannistrà in area, parata facile per il portiere della Ionia al 20° e D'Angelo che recupera la sfera dal limite approfittando di una caduta di un difensore della Ionia. Ancora D'Angelo che serve Cannistrà, prova il numero 9 a concludere, respinto per il suo tentativo dalla difesa avversaria. Si fa vedere la Ionia, tiro cross di Signorello. Nasso non ha alcun problema a far sua la sfera, lancio illuminante da parte di D'Angelo che cerca il pallone per Bertuccelli. Bertuccelli riesce a penetrare, ancora Bertuccelli, il portiere finisce a terra. Bertuccelli cerca di girarsi, va col destro, deviato alla difesa della Ionia che si sostituisce praticamente al proprio estremo difensore in chiusura di frazione. Ci prova invece la Ionia a calcio riposto, qui però succede un po' di parapiglia e arriva un rosso diretto da una parte e dall'altra. Si resta in 10 uomini, Signorello e Gargiulo anticipatamente sotto la doccia. Queste le scelte del direttore di gara che poco dopo manderà le due squadre a riposo. 0-0, reti bianche, attacca il Camaro, la formazione di Randazzo con questo lancio in area di rigore. Cannistrà prova così il portiere Catalano, esce para, 40°, bella azione del terzino Abate, ancora Abate riesce a penetrare, mette dentro la sfera, allontana il portiere della Ionia che mette in calcio d'angolo. Minuto 45, non riesce invece a sfondare Abate, la sfera finisce fuori. Attenzione a D'Angelo che può prendere la mira, la conclusione col destro. Catalano para in due tempi, si attiva Orecchio dalla destra, serve Marretta e la pallone in verticale. Attenzione a Scattareggia che conclude alto sopra la traversa. Il neoentrato numero 14 ha avuto la ghiotta chance, poi D'Angelo ancora a illuminare, sempre per Scattareggia, prova il pallonetto, il pallone entra in porta ma è tutto fermo in posizione di fuorigioco. Attacca solo il Camaro in questa fase, c'è questa chance che però si perde alle ortiche. Ancora il Camaro con Orecchio, il pallone finisce in area di rigore, prova a girarla ancora sul secondo palo. Marretta cerca il sinistro da buona posizione, manda però alle stelle, viene lanciato Zanella, dall'altra parte ancora Zanella, poi penetra in area di rigore. Zanella fa tutto benissimo, poi Nasso in presa bassa dice di no al numero 7 della Ionia a calcio riposto. Attacca il Camaro, pallone in verticale, attenzione alla ghiotta chance su Marretta, para in due tempi Catalano, ancora Marretta che decide di fare tutto da solo anche nell'occasione successiva, si porta il pallone sul destro, lo scaglia così, Catalano riesce a parare centralmente. Minuto 75, il Camaro riconquista il pallone, lo gioca in verticale dove c'è Cannistrà che lo stoppa, fa salire la squadra bene. Marretta poi lancia, attenzione a Galletta che si incunia, Galletta deve superare Parisi, riesce a farlo, supera anche Catalano, va col pallonetto e trova il gol da 3 punti. Il Camaro la sblocca proprio nei minuti finali trovando un gol pesantissimo. Rivediamo la gran giocata di Galletta, il pallonetto, viene rincorso il pallone dai giocatori della Ionia che però non possono far altro che vedere la sfera oltrepassare la linea. Ci sarà un'espulsione, in questo caso di un dirigente della Ionia a calcio di posto, e poi triplice fischia. Amici della Wisport, vince il Camaro che firma il blitz contro la Ionia. Un cordiale saluto e alla prossima.